Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Siracusa, freddato in strada con un colpo di pistola a un 37enne ufficiale della Guardia Costiera. L'omicida si è costituito ai carabinieri, il movente sembrerebbe legato a motivi economici. Catania, blitz antidroga nel rione di San Cristoforo, scoperta una drug room protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza, 4 denunciati. Riaperte a Palermo le indagini sull'agguato all'ex segretario della DC Reina, riprende quota 46 anni dopo l'ipotesi di un'unica pista per gli omicidi di Piersanti, Mattarella e del leader provinciale dello Scudo Crociato. Servono militari contro i criminali, il sindaco trentino ha incontrato la premier Meloni e ha chiesto l'intervento dell'esercito, presentato al governo nazionale il dossier Catania. Il divo di Hollywood Michael Douglas ha aperto il Taormina Film Festival, l'attore 2 volte premio Oscar, è tornato dopo 21 anni, emozionatissimo ha detto. Tentativo di salvataggio in extremis dell'ACR Messina, ieri in tribunale nella prima udienza per il fallimento la difesa della famiglia Ciotto ha chiesto l'avvio di uno strumento di regolazione della crisi. Bentrovati, andiamo a Siracusa, un ufficiale della Guardia Costiera è stato ucciso a colpi di pistola. L'autore dell'omicidio si è costituito dopo poche ore. Lungo interrogatorio nella notte, andiamo a Siracusa con Francesco Aloi. Accompagnato dal suo avvocato, si è consegnato ieri sera ai carabinieri, il trentenne che ha sparato ad un 37enne. La vittima è Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Guardia Costiera. Tutto è accaduto in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, in mezzo al traffico. Erano le 18:30 quando l'uomo è stato colpito da almeno un proiettile che lo avrebbe raggiunto al torace. I colpi d'arma da fuoco hanno destato il panico, con il fuggi-fuggi di auto e moto. Immediato l'arrivo dei soccorsi, con la corsa verso l'ospedale, ma Pellizzeri era già in fin di vita. I medici non hanno potuto fare nulla. Non ci sarebbe nessun legame con la malavita. La vittima, come dice chi lo conosceva, era una persona per bene. Stava per diventare papà per la seconda volta. Ancora da capire il movente che ha spinto l'omicida a sparare. Da capire anche il perché avesse con sé una pistola. I due si sono incontrati casualmente, avevano un appuntamento. Interrogativi a cui sembra non esserci ancora una risposta. Un 61enne è stato trovato morto nella propria abitazione di Caltagirone, in provincia di Catania. Ad accorgersi che era stato ucciso sarebbe stato personale del 118 intervenuto sul posto. L'uomo sarebbe stato assassinato con colpi di arma da fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Catania, blitz antidroga nel rione San Cristoforo. È stata scoperta una drug room, una stanza della droga protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza. 4 i denunciati. Tonino De Mana. Un immobile adibito a piazza di spaccio è stato sequestrato dalla polizia in un'operazione antidroga effettuata nel popoloso rione di San Cristoforo a Catania. I controlli effettuati dalle volanti hanno permesso di denunciare 4 soggetti, 3 uomini ed una donna, e di identificare numerosi assuntori di crack presenti all'interno di una drug room realizzata in via Scaldara. L'edificio, oltre ad essere munito di un sofisticato sistema di videosorveglianza, era blindato attraverso più porte in ferro collocate all'ingresso e fornito di botole sul tetto per agevolare la fuga degli spacciatori. Nella prima decade di maggio l'attività di controllo del territorio effettuata dalle volanti ha permesso di denunciare 2 volte uno stesso soggetto che deteneva droga ai fini di spaccio. In quell'occasione gli agenti hanno rinvenuto poche dosi di marijuana e denaro. In realtà, al momento dell'irruzione, buona parte della droga era stata gettata negli scarichi del water. Pochi giorni dopo un altro blitz ha permesso di sequestrare altra droga, cogliendo sul fatto uno degli indagati. Insieme alle dosi recuperate è stato sequestrato del denaro, 2.000 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.
E a Catania in questo momento è in corso una vasta operazione di polizia tra Piazza della Repubblica e via Sturzo, controllati e perquisiti numerosi soggetti che stazionano all'interno delle cosiddette fosse e che a volte bivaccano in città, non disdegnando l'attività di parcheggiatore abusivo. Dopo quelle sull'omicidio di Piersanti Mattarella, la Procura riapre le indagini sull'omicidio di Michele Reina, allora segretario della DC a Palermo. La DIA ha acquisito foto e video del luogo dell'agguato. Lorena Dolci. La sera del 9 marzo del 79 Michele Reina, da 3 anni segretario delle DC di Palermo, sale in auto con la moglie e una coppia di amici, quando alcuni sicari si avvicinano e gli sparano 3 colpi di calibro 38. Il comando fugge poi su un'auto rubata e l'omicidio viene rivendicato da Prima Linea, uno dei gruppi armati del terrorismo rosso, che poi smentisce. Nell'84 Buscetta si pente e rivela: anche l'onorevole Reina è stato ucciso su mandato di Totò Riina. Per il delitto sono stati condannati i componenti della cupola mafiosa, da Provenzano a Bernardo Brusca. Gli esecutori materiali non sono però mai stati trovati. A distanza di 46 anni da quel delitto, la Procura di Palermo ha riaperto le indagini. La DIA sta acquisendo le foto e i video girati sul luogo dell'agguato. La morte di Reina fu solo l'inizio di una lunga serie di omicidi attribuiti a Cosa Nostra, come quelli di Piersanti Mattarella e del segretario regionale del PC Pio La Torre. Una lunga scia di sangue su cui non è stata fatta ancora piena luce. Michele Reina fu uno dei principali sostenitori dell'apertura del partito alla sinistra. Non è stato solo un delitto mafioso, questo è ovvio, diceva un anno fa la moglie Marina Pipitone, scampata all'agguato. Mio marito è stato il primo dimenticato tra le vittime della mafia. Servono militari contro i criminali. Il sindaco trentino ha incontrato la premier Meloni e ha chiesto l'intervento dell'esercito e dunque è stato presentato il dossier Catania. Sentiamo. Il dossier Catania è ora sul tavolo del premier Meloni, con la missione romana del sindaco trentino, che ha consegnato una corposa documentazione su sicurezza, decoro ed infrastrutture. Servono militari contro i criminali, ha sottolineato il sindaco, che ai nostri microfoni precisa: sul tema in particolare della sicurezza, una delle risposte che noi potremmo ricevere è attraverso i militari, che siccome potrebbe anche sembrare in controtendenza rispetto a quello che io a volte ho affermato, non mi parlate più di militari, i militari non hanno un potere di intervento, ma certamente, ho compreso, aumentano la percezione di sicurezza dei cittadini. La presenza dell'esercito sulle strade è più che altro un deterrente. Loro non possono esercitare controlli, ma già il fatto stesso che comunque girino per le strade del centro ha una forte efficacia dissuasiva. Più uomini nelle aree a rischio equivalgono a più controlli, ma servono un'azione decisa ed iniziative concrete, specie contro i parcheggiatori abusivi. Abbiamo immaginato la possibilità di revocare o sospendere il reddito di inclusione a chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo. Ho anche proposto un inasprimento delle sanzioni per i parcheggiatori abusivi, che fino adesso sono puniti dal codice della strada con una sanzione amministrativa. Capitolo rifiuti, un'emergenza nell'emergenza che va affrontata cercando di aggirare alcune norme. Io ho chiesto quantomeno il fermo amministrativo, se non addirittura il sequestro dei mezzi che vengono utilizzati per l'abbandono dei rifiuti, anche in questo caso la sospensione del reddito di inclusione, considerando che molti sono coloro i quali non possono pagare, quindi la sanzione non avrebbe alcuna efficacia deterrente. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti civili e responsabili. Sempre a Catania un posteggiatore abusivo ha minacciato un turista che non voleva pagare 5 euro per il pedaggio. È stato arrestato dalla polizia. Luca Ciliberti. Brutta avventura per un turista ungherese a Catania, vittima di un posteggiatore abusivo che ha preteso con insistenza il pagamento di 5 euro per l'auto posteggiata nei pressi di via Cristoforo Colombo. Al categorico rifiuto del malcapitato, l'abusivo, un catanese di 40 anni, ha cominciato a inveirgli contro frasi in dialetto, avvertendolo che se non avesse pagato gli avrebbe danneggiato la macchina presa a noleggio. Per essere ancora più chiaro, poi, il catanese ha rincarato la dose. No money? Io rompere la macchina. Mimando il gesto di mandare in frantumi il finestrino battendo forti colpi sull'auto. Fortunatamente il turista ha notato una moto della polizia e ha cominciato ad alzare le braccia per cercare di richiamare l'attenzione. Il quarantenne catanese è risultato una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, già diverse volte multato e sottoposto all'obbligo di presentazione per diversi reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato pochi giorni prima da una macchina posteggiata.
Al culmine di una lite ha colpito alla gola con un coltello, ferendola lievemente una sedicenne nella sua abitazione di Marina di Ragusa. È l'accusa contestata dalla polizia a un ventenne che è stato arrestato per tentato omicidio. Andiamo a Palermo, episodi su episodi, la violenza in città è davvero dilagante, da un rider iracheno di 32 anni rapinato e picchiato da una banda in via Macheda, alla violenza che si sposta allo Zen, dove dietro roghi e minacce c'è una grossa richiesta di denaro. Marco Gullà. Ancora violenza, ancora pestaggi nel centro storico di Palermo. Un rider di 32 anni d'origine irachena è stato pestato a sangue da una banda di oltre 10 giovani per sottrargli la bicicletta e le mance delle consegne a domicilio. L'uomo è stato colpito a pugni e calci in via Macheda, nei pressi di piazza Bellini, rimanendo ferito sull'asfalto. Un attimo prima di essere aggredito aveva soccorso un suo connazionale che a sua volta era stato coinvolto in una rissa tra extracomunitari. Sembra che la banda sia la stessa che commette atti vandalici e scippi sull'isola pedonale di via Macheda. Un episodio che si aggiunge al rosario di violenza che ormai ha travolto il cuore di Palermo, ma la violenza dilaga anche in altre zone del capoluogo, come allo Zen. Dietro roghi, risse e sparatorie degli ultimi 2 mesi ci sarebbe una richiesta economica che si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. La faida si starebbe consumando tra 2 famiglie che sarebbero legate, una al business dello smercio degli stupefacenti, l'altra alla gestione dei locali, richiesta di tanti soldi che però sarebbe stata respinta e il rifiuto avrebbe inasprito sempre più gli animi già tesi per via di una rissa sfociata in accoltellamento. Una violenza che qualche giorno fa ha portato anche al tentato omicidio di un uomo sfuggito all'incendio di una baracca dove viveva. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per portarvi direttamente a Taormina, dove Michael Douglas, applauditissimo, ha aperto il Taormina Film Festival. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il divo di Hollywood. Michael Douglas ha aperto il Taormina Film Festival tra omaggi al grande cinema. È una città trasformata in palcoscenico internazionale. L'attore 2 volte premio Oscar ha incontrato il pubblico e al microfono di Eva Spampinato ha detto: ero emozionatissimo di tornare dopo 21 anni. Sentiamo. Michael, please. Here, When I got the invitation to come back to Taormina, quando sono stato invitato a tornare a Taormina, dopo 21 anni ero molto emozionato, perché era sempre bellissimo. Taormina è magica e la serie White Lotus gli ha dato una spinta enorme. White Lotus didn't hurt either. Una leggenda di Hollywood, attore cult e produttore vincitore di 2 premi Oscar e tra i più grandi protagonisti della scena cinematografica americana. Michael Douglas arriva a Taormina accolto da un muro di telecamere e telefonini, anche lui affascinato dall'immagine della serie White Lotus. Ma lui al momento non pensa a nuovi film e ironizza. No, I don't. Al momento mi sto godendo la pensione. Intanto Taormina gli rende omaggio con un premio all'eccellenza dei traguardi raggiunti e con un incontro che va oltre il cinema. È un dialogo tra un'icona e un luogo iconico per natura, una riflessione sul mestiere dell'attore che Douglas racconta con l'intelligenza e la sobrietà di chi ha attraversato 50 anni di cinema senza mai perdere misura. Il corso di Taormina in questi giorni non sarà solo una passerella, ma un grande teatro a cielo aperto dove tantissime star internazionali si racconteranno. Reperti venuti alla luce durante i lavori di RFI sulla rete ferroviaria. Oltre 20.000 reperti che costituiscono un tesoro inestimabile della necropoli Imera, fondata nel 648 a.C. da coloni greci. Marco Gullà. La più grande necropoli greca sul suolo siciliano, a Imera, è stata riportata alla luce da RFI durante i lavori di raddoppio della tratta Fiume-Torto-Ogliastrillo. Nasce da questa scoperta la mostra Imera dagli Alti di Rupi, un viaggio nella necropoli svelata da raddoppio ferroviario, inaugurata oggi alla stazione centrale di Palermo alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli. La mostra ha permesso di valorizzare uno dei più grandi scavi archeologici degli ultimi 30 anni in Italia. In mostra, infatti, 20.000 reperti archeologici portati alla luce. Come dimostra questa straordinaria esposizione su Imera,
mentre la Sicilia comincia a viaggiare più veloce, comincia ad ammodernare sempre di più le sue infrastrutture e lo fa nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e delle stratificazioni storiche e culturali che sono il grande, enorme scrigno di bellezza e di sapienza e di vanto universale della Sicilia. I reperti fanno parte di Imera, che era centro strategico della Sicilia antica, fondata nel 648 a.C. da coloni greci. La Sicilia ha la metà del patrimonio culturale del paese qui in Sicilia. Noi abbiamo all'interno 14 parchi, il parco di Imera è uno dei più preziosi. Proprio per questo, quando si scava, ogni cantiere rappresenta una finestra nel passato. La mostra sarà aperta fino al prossimo 10 novembre. Primo nido di tartaruga caretta in provincia di Trapani per il 2025, quello individuato lo vedete sull'arenile ovest della frazione di Trefontane a Campobello di Mazzara. WWF tramite il network Tartarughe e Legambiente hanno provveduto a recintare la zona del nido. La scusa delle uova è attesa per i primi di agosto. Ci fermiamo ancora, andiamo a una breve pausa e poi ci occuperemo della prima udienza che riguarda l'ipotesi di fallimento del Messina. Tra poco. Siamo tornati in studio a Messina, in tribunale ieri la prima udienza per il fallimento dell'ACR. La difesa della famiglia Sciotto ha chiesto l'avvio di uno strumento di regolazione della crisi. Francesco Triolo. È iniziata questa mattina la partita della liquidazione giudiziaria dell'ACR Messina. Nella prima udienza per il fallimento del club, i legali della famiglia Sciotto, gli avvocati Giampiero Picciolo e Giuseppe Cicceri, hanno presentato al giudice Daniele Madia la richiesta per quello che tecnicamente si chiama strumento di regolazione della crisi. Ha contestato ovviamente integralmente l'istanza di liquidazione avanzata dalla Procura, producendo una serie di documentazioni relative all'attuale situazione della società e ha chiesto al Tribunale di valutare questa richiesta. Il Tribunale il giudice si è riservato di riferire al collegio e nei prossimi giorni avremo una risposta da parte del Tribunale. Si tratta di un'istanza generica alla quale verrà dato contenuto in seguito e che nella pratica potrebbe essere un concordato in bianco. Nel corso dell'udienza, dove per la procura che ha presentato istanza di fallimento c'era il sostituto Fabrizio Monaco, è stato presentato inoltre l'elenco dei creditori sino ad oggi. Il giudice adesso riferirà al collegio e una decisione potrebbe arrivare entro la fine della settimana e c'è da capire quale sarà il futuro della società anche sul campo. Nell'istanza abbiamo fatto riferimento ad una possibile continuità con il passato. Insomma, il club potrebbe continuare la sua attività iscrivendosi alla Serie D con almeno 14 punti di penalizzazione, una situazione che complicherebbe le altre ipotesi di rinascita del calcio messinese che si stanno valutando in questi giorni. E per quanto riguarda il calcio, Pippo Inzaghi ormai è a un passo dal Palermo, è stato raggiunto l'accordo, attesa la firma su quello che sarà un contratto biennale che legherà Inzaghi al club rosanero. Il Pisa infatti nel pomeriggio di ieri ha dato il via libera all'operazione dopo aver chiuso un'intesa con Gilardino. Per quanto riguarda la Serie C, attesa nella giornata di oggi la presenza di Ross Pelligra, sarà determinante la sua presenza in città e naturalmente nell'ambito della squadra per in qualche modo avviare una serie di operazioni, quindi indicare la strada per quello che sarà il potenziamento della squadra nel prossimo campionato. Ma di tutto questo vi riferiremo nella prossima edizione del nostro telegiornale, che è prevista alle 14 come sempre. Adesso vi lascio invece alla lettura dei giornali, dunque alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Lorena Dolci. A tutti una buona giornata.